Il massaggio è uno strumento potente che arriva a toccare gli strati più profondi dell'essere, portando guarigione. Osho. Buongiorno a tutti. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica del benessere. Oggi parleremo di un massaggio che ha origini ayurvediche, ma è straordinario perché potrebbe anche avere le sue origini nel Trentino o nel Tirolo. Insomma, per non fare torto a nessuno, li abbiamo fusi. A parte gli scherzi, effettivamente questo trattamento, dal nome e dalle caratteristiche ayurvediche, si sposa perfettamente con i nostri boli di fieno, quel massaggio che fanno nel Trentino e comunque in tutta quella zona lì, con dei tamponi che sono riempiti, dei tamponi di cotone che sono riempiti di fieno e vengono passati sul corpo. Gli assomiglia abbastanza come tecnica. E comunque questo è un massaggio ayurvedico. Sembra che l'Ayurveda nasca nello stato del Kerala, nell'India meridionale. E da qui prendono il nome una serie di tecniche, e il Pindas Veda, quindi, che è questo massaggio di cui parleremo oggi, è un'antica tecnica ayurvedica di ringiovanimento. In quest'ambito era un procedimento tra i più importanti, cioè questa tecnica di ringiovanimento. In realtà ha tanti altri benefici e secondo me anche molto più immediati e più importanti del ringiovanimento stesso. E comunque probabilmente questa era collegato al fatto che vengono messi questi tamponi caldi e quindi si induce il corpo alla sudorazione. Questi tamponi sono ripieni, sono dei fagottini di tela che sono riempiti con erbe e riso, ma possono essere riempiti anche di altre cose a seconda dell'uso che se ne vuole fare. Questo massaggio ha talmente tanti benefici che era veramente importante, tanto da essere considerato una vera e propria terapia di purificazione, perché aiuta a eliminare le tossine e allevia la pesantezza e la rigidità, favorisce la circolazione dell'energia, ma anche la circolazione sanguigna, la circolazione linfatica, quindi sgonfia, e ha un effetto benefico quando si hanno degli indolenzimenti, perché scioglie appunto questi indolenzimenti, quando si hanno delle contratture, è utile quando c'è pesantezza delle gambe, e quindi avendo questo effetto di sudorazione, perché questi tamponi sono caldi, molto caldi, e vengono sfregati sul corpo, per cui c'è un'azione sia diciamo una specie di scrub, cioè di toglie le cellule morte, perché comunque la tela sfrega sul corpo, ma non è una cosa fastidiosa, è una cosa bellissima, è una sensazione meravigliosa, e in più questi oli caldi e questi tamponi rilasciano i benefici delle erbe, perché normalmente vengono riempiti con erbe medicamentose, e questi benefici vengono assorbiti dal corpo, dalla pelle, per effetto osmotico. E in più c'è una sorta di aromaterapia e c'è questo rilassamento dato anche dal calore, per cui scioglie le contratture, le tensioni della muscolatura, è utile nei casi di dolori cervicali, combatte la ritenzione idrica, perché siccome molte volte li si riempie anche di sale o comunque si abbinano le cose, e il sale proprio per effetto osmotico regolarizza le nostre cellule, per cui regolarizza i liquidi
e inoltre ossigena i tessuti perché favorendo la circolazione sia del sangue che la circolazione linfatica, comunque è questa sorta di rilassamento della muscolatura, i tessuti vengono ossigenati e quindi ha un'azione, se vogliamo, anche riducente, nel senso che ha comunque degli effetti positivi anche per quello che riguarda le persone che hanno problemi di cellulite, per esempio, ma non è soltanto, cioè non è proprio una cosa estetica, è proprio una cosa mirata al benessere e ha un effetto detossinante veramente importante e notevole, e quindi perché depura i tessuti e i canali circolatori. E inoltre è consigliato per prevenire le artriti, le osteoartriti, oltre che appunto i gonfiori a livello articolari per quello che riguarda le ossa e per quello che riguarda anche la rigidità e quindi di conseguenza aiuta anche nella prevenzione di quei problemi cardiaci legati alla circolazione del sangue, legati alla regolarizzazione della pressione, diciamo che è un massaggio che oltre ad essere rilassante, appunto ha tante sfumature, tante sfaccettature che aiutano il corpo, ma proprio nell'insieme. Sostanzialmente, per effetto delle proprietà, diciamo, terapeutiche delle erbe che vengono usate, con i quali vengono riempiti questi sacchettini, questi potali, vengono anche definiti potali, queste erbe sono una valida difesa nella prevenzione anche per quello che riguarda non solo le bronchiti, possono aiutare appunto il dolore nel caso degli spasmi, in chi ha problemi muscolari. E comunque, oppure anche nelle malattie della pelle, nel caso di psoriasi, di prurito, anche in questo caso possono dare veramente un valido contributo. Allora, praticamente questi fagottini vengono riempiti con spezie naturali ed erbe profumate e oli essenziali e poi sono riscaldati e applicati sul corpo. In base al risultato che ci interessa ottenere, io per esempio li personalizzo e quindi all'interno posso inserire dei sali himalayani, dei sali del Mar Morto, oppure i sali di Epsom, o anche fare un mix di tutto ciò. E quindi posso decidere di utilizzare il riso, per esempio, a me capita di utilizzarli quando una persona ha delle contratture. Io me li preparo ovviamente precedentemente, siccome sono personalizzati, sono in base alle esigenze di chi riceve il massaggio. Nel caso di contratture, dicevo, per esempio io faccio cuocere il riso, lo faccio cuocere moltissimo a casa, in maniera che diventi come una pappetta. Quando io riempio questi tamponi, questi boli, il riso lo mischio ovviamente con altre erbe che possono essere, non so, la calendula, nel caso di problemi di pelle, che possono essere la lavanda, tante delle erbe medicamentose che hanno determinati effetti. Nel caso di contratture userò Majorana, Cageput, tutte che hanno delle proprietà decontratturanti, perché l'amido del riso è veramente molto decontratturante. Quando io passo questi boli addosso alla persona che riceve il massaggio, vengono scaldati, quindi il cotone rilascia tutto l'amido e le sostanze decontratturanti sulla pelle e quindi abbiamo questo effetto che vogliamo. Come il massaggio si svolge in questo modo: vengono prima usati degli oli caldi e naturalmente addizionati di oli essenziali mirati al beneficio che vogliamo ottenere, quindi potrebbe essere un massaggio rilassante e allora useremo la lavanda, useremo tutte queste erbe, la malva, queste erbe, diciamo che, questi fiori, dipende da quello che vogliamo ottenere, useremo queste erbe apposta per, che ne so, calmanti nel caso di un massaggio rilassante, semplicemente rilassante,
decontratturanti nel caso di un massaggio appunto decontratturante, oppure anche un mix dell'insieme, perché una persona potrebbe avere delle problematiche sia di un tipo che dell'altro. Comunque il massaggio è rilassante perché il calore rilassa e quindi viene distribuito l'olio massaggiato, l'olio caldo, e dopodiché viene fatto un ulteriore massaggio con questi sacchettini, con questi tamponi caldi. E poi questi tamponi alla fine del massaggio vengono posizionati in determinati punti per ristabilire l'equilibrio energetico e vengono lasciati lì in posa. Questa è una pratica piacevolissima e appunto è un massaggio combinato che aiuta in diverse situazioni e quindi soprattutto è utilissimo quando si hanno delle tensioni, delle piccole contratture e al termine appunto ci si rilassa veramente in maniera che è un massaggio che dura anche abbastanza tempo e soprattutto è personalizzato e quindi se noi ne facciamo una serie noi otterremo anche un risultato veramente benefico nel tempo. Io ho concluso anche oggi, spero di essere stata esaustiva e comunque spero che l'argomento vi sia interessato. Vi aspetto nuovamente qui lunedì prossimo alle 11:30 sulle frequenze di Radio Conegliano 60-90 ed anche sul sito www.venetoglobe.com dove alla rubrica benessere potrete rivedere tutti questi argomenti che abbiamo trattato. Però ci sono anche tanti altri argomenti interessanti. E poi per chi volesse conoscermi di persona può chiamarmi al 345 812 0427 per un appuntamento e venire a trovarmi in via Verdi 17 a Conegliano, dove ho lo studio. Un caro saluto a tutti da Fatima.